Buona settimana a tutti. Abbiamo iniziato il mese di maggio, uno dei mesi più belli dell'anno, anche perché ormai è l'anticamera delle vacanze. So che per voi è anche il mese più impegnativo perché ci saranno interrogazioni, verifiche. Ci auguriamo comunque settimane serene che ci aiutino a lavorare bene. Ed è proprio dall'elemento del lavoro che mi piacerebbe partire questa mattina per introdurre la preghiera di questa settimana. Ieri abbiamo celebrato la festa del lavoro e sappiamo quanto questo valore, questa dimensione sia importante. Lo ribadisce la nostra Carta Costituzionale, dove addirittura si dice che la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro e che il lavoro è il modo attraverso il quale ciascuno di noi può contribuire al progresso economico, culturale, sociale e spirituale del nostro Paese. Anche lo studio è una forma di lavoro, perché attraverso il vostro impegno, accompagnato da quello degli insegnanti, voi vi preparate a contribuire al progresso e al bene del nostro Paese e del mondo intero. E allora anzitutto un primo augurio, buon lavoro. Entriamo ora nel clima di preghiera, salutandoci come facciamo all'inizio di ogni giornata, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Nel Vangelo di ieri, terza domenica di Pasqua, viene raccontata una delle apparizioni del risorto ai suoi discepoli, lungo le rive del lago di Tiberiade, dove tutto era cominciato, quando Gesù passando aveva rivolto a dei pescatori l'invito a seguirlo. Gesù ritorna in quel luogo dove Pietro, assieme agli altri, sono ritornati a svolgere i compiti, le attività, il lavoro che era loro proprio, quello di pescatori. E in questo luogo avviene un momento davvero particolare, vorrei dire di intimità profonda, di amicizia profonda tra Gesù, il risorto, e Pietro, che lo aveva rinnegato. Tutti ricorderete che nel momento del giudizio di Gesù davanti a Pilato, Pietro per 3 volte aveva detto di non conoscerlo, gli aveva girato le spalle. Gesù non lascia che Pietro coltivi dentro di sé il senso di colpa che lo aveva in qualche modo, diciamo così, gli aveva tolto l'entusiasmo dell'annuncio, l'entusiasmo della sequela e del discepolato, ma posando il suo sguardo su di lui per 3 volte, recuperando quei 3 tradimenti, quei 3 rinnegamenti, gli fa una domanda: mi vuoi bene più di costoro? Io credo che questa domanda possa considerarsi rivolta a ciascuno di noi. Anche a noi Gesù domanda: mi vuoi bene? Perché Lui cerca una relazione personale con noi. Ci dà la possibilità di esprimerci per quello che siamo, senza pretendere troppo da ciascuno di noi, ma chiedendoci di dare ogni giorno il meglio. Questo mese di maggio, che abbiamo appunto iniziato ieri, è dedicato a Maria, è il mese del rosario, della preghiera alla Madonna. Mi piacerebbe, cari ragazzi, che nella vostra classe ogni mattina ci fosse una preghiera a Maria. Abbiamo tanti motivi per cui invocare la sua protezione, anzitutto il grande tema della pace, ma poi anche situazioni personali, situazioni che riguardano persone che conosciamo. Fidiamoci e affidiamoci di Maria. Gesù ce l'ha consegnata come madre dall'alto della croce. Lei ha il cuore di mamma per ciascuno di noi. Buona settimana e arrivederci a lunedì prossimo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.